Delle primarie che hanno investito Alessandra Moretti del ruolo di candidato alla presidenza della Regione del Veneto per il centro-sinistra, si guarda avanti e si pensa già alle elezioni di primavera. I commenti nel servizio di Curzio Pettenò. C'è un tempo per ogni cosa e poi c'è un tempo ancora più fondamentale, quello della vittoria, che sono certa arriverà. Festeggiando il successo alle primarie, Alessandra Moretti parla da candidata per il centro-sinistra presidente del Veneto, l'Antizaia. L'attuale presidente, sarà ricandidato dal centrodestra, evita commenti politici. Lascia che a polemizzare sulle primarie sia Federico Caner. Una ecatombe per il PD, le definisce il capogruppo della Lega in regione, spiegando che la Moretti non è una leader visto che alle urne ha portato molti meno votanti di altre primarie. Replica piccato Roger De Menec, segretario veneto del PD, dicendo che non accetta lezioni di democrazia dalla Lega. Se sono convinti di fare meglio, facciano anche loro le primarie, afferma, ironizzando sul fatto che la candidatura di Zaia l'hanno decisa, dice, forse in tre, che la Moretti ha feeling con l'elettorato veneto. La deputata PD trevigiana Simonetta Rubinato parla di flop evitato alle primarie anche grazie alla sua partecipazione. Considerato che la segreteria ha accorciato di 2 settimane la campagna delle primarie, giudico la partecipazione positiva e credo anche che sia stato in gran parte merito nostro. Abbiamo mobilitato molte persone fuori dal Partito Democratico, dalla base degli iscritti, e l'apparato a sua volta ha mobilitato gli iscritti. Arrivata seconda alle primarie, Rubinato ha ricevuto un SMS da Matteo Renzi dove si complimenta per l'ottimo lavoro svolto. Credo che la sfida delle prossime elezioni regionali sia molto difficile, sia in salita ma possibile. Noi dobbiamo stare di più in mezzo alla gente, questo è il consiglio che do a Alessandra Moretti, di più in mezzo alla gente, nei territori e anche meno nei salotti televisivi. E poi credo anche che la segreteria non debba illudersi che per vincere basti fare accordi di vertice con altri partiti. La Commissione Ambiente del Senato oggi in visita in Comelico, ospite degli amministratori, con loro anche Terna, Veneto Strade e Forestale, insomma tutti i soggetti interessati a far sì che il Comelico possa presto tornare alla normalità dopo le frane che ne hanno pregiudicato la viabilità. Maria Piazzorzi ha raggiunto al telefono il sindaco di Santo Stefano di Cadore.